È stata a lungo legata a vicende di cronaca, da un possibile hub per i profughi alle mobilitazioni cittadine. Ora l'ex caserma del Primo Rock, nella frazione di Giarre ad Abano Terme, diventa finalmente comunale. La base militare, utilizzata fino al 1998 come magazzino, base di automezzi e dormitorio per avieri e sottufficiali, versava da diversi anni in condizioni di declino, con la natura che lentamente si stava riappropriando di questi spazi. Più volte, inoltre, era stata utilizzata come giaciglio da senzatetto e sbandati. Da oggi comincia una nuova pagina di storia per quest'area. Le firme messe nero su bianco tra il prefetto Renato Franceschelli e il direttore dell'Agenzia del Demanio del Veneto Dario Di Girolamo consegnano al sindaco del capoluogo termale un bene del valore di 16 milioni che ora sarà riconvertito e potrà dare seguito ai progetti del comune. Accompagnata da questa bella giornata di sole, quindi da napoletano un po' scaramantico, prendo come un buon segno e un buon viatico per l'amministrazione che si avvia oggi ad un percorso sicuramente non facile, che è quello di reinventarsi uno spazio di notevoli dimensioni e di notevole importanza, facendolo ovviamente, trovando la capacità e le risorse per farlo diventare un volano di attività, di sviluppo e di ricchezza per questo territorio. Come dicevo, questa è la chiusura contestualmente di una fase, ma c'è l'apertura di un'altra fase, perché lo Stato si aspetta poi dall'ente territoriale, in questo caso il Comune di Abano, che il bene che consegna in proprietà a titolo gratuito venga comunque recuperato, valorizzato e inserito nel tessuto del territorio in cui si trova. Quest'area è un'area molto grande, è un'area sulla quale va fatto un ragionamento non di quartiere. Questo è un bene di tutta la città ed è a tutta la città che noi chiederemo un contributo perché questo spazio possa essere utile ai cittadini, possa rappresentare un punto di incontro non chiuso ma aperto, un punto di incontro vivibile, un punto di incontro che unisca anche l'identità di questo comune. Le chiavi che ricevo oggi sono pesanti, scherza il sindaco, ma questo è ancora soltanto l'inizio della rinascita di quest'area. Sfishamar Channel News, Abano Terme.